Ha rubato una maschera da esoadore dalla sede della Proloco di Mamogliada, impossessandosi di uno dei simboli del carnevale di Mamogliada e della Barbagia, e ha pensato di farla franca, ma è stato rintracciato dai carabinieri della stazione di Mamogliada e denunciato per il reato di furto aggravato. Nei guai con la giustizia è finito un settantenne di Bologna che il 17 gennaio del 2018, nel corso di una visita all'associazione Proloco di Mamogliada, durante l'orario di apertura, è riuscito a rubare una maschera da esoadore. L'uomo si è impossessato del manufatto, incustodito, lo ha messo dentro una borsa ed è uscito dalla sede dell'associazione con nonchalance. Dopo la denuncia fatta dal responsabile della Proloco che si è accorto del furto, i militari della stazione di Mamogliada hanno avviato le complesse indagini che hanno portato alla ricostruzione della vicenda e all'individuazione del presunto autore del furto. Nel corso di una perquisizione domiciliare nell'abitazione del settantenne, i carabinieri hanno rinvenuto la maschera da esoadore che accompagna quella del mammutone nel carnevale mamogliadino e l'hanno restituita ai legittimi proprietari.